Sindaco Mares, un'eccellenza importante per il comune di Castelcucco, che cosa rappresenta questo riconoscimento dell'Hotel Montegrappa per la sua comunità? Beh, sicuramente innanzitutto va dato atto al ristorante di quello che è stata l'evoluzione nella storia e cosa ha rappresentato per il comune di Castelcucco, un punto diciamo fermo per quella che è stata tutta la storia, perlomeno sicuramente da 150 anni a questa parte, visto che appunto ricorre il 150° anno, diciamo, da questo riconoscimento quale ristorante, quale punto diciamo di arrivo per i turisti, ma non soltanto per loro. Per cui evidentemente per tutta la comunità di Castelcucco, una comunità così piccola e così coesa, effettivamente rappresenta un qualcosa che, dalla quale non si possa prescindere, per cui effettivamente noi auguriamo a loro ovviamente tutto il meglio per un futuro che sia altrettanto radioso così come lo è stato per questi 150 anni. Possiamo dire che esempi di questo tipo sono uno stimolo anche per altre attività in comunità così piccole che possono puntare in alto. Sì, sì, beh, questo è evidente, ma oltretutto credo ci sia anche spazio in tal senso, perché effettivamente anche col riconoscimento che abbiamo avuto quale territorio della riserva della biosfera, credo che un tipo di attività come questa sicuramente possa avere sicuramente nuova linfa, trovare nuovi stimoli e chiaramente fare nuove proseliti, perché effettivamente credo ce ne sia anche bisogno, il territorio lo richiede, i turisti cominciano ad arrivare e ve ne sono sempre di più, è un continuo crescere da questo punto di vista, per cui auspichiamo che sicuramente per i proprietari dell'hotel Montegrappa, ma anche per chi può arrivare sul territorio di Castelcucco, ci possa essere un momento diciamo per poter instaurare nuove attività nel nostro territorio.